Sono a Conselve Vigneti Cantine, alle mie spalle alcune botti, una delle tante botti di questa cantina, che contengono un vino che ha 1000 anni di storia, il Friularo. Sì, direi più di 1000 anni di storia, perché il primo contratto che stabilisce una pratica esclusiva della viticoltura nel nostro territorio è dell'895, cioè più di 1000 anni, diciamo, prima dell'anno 1000, quindi affonda veramente le sue radici nel Medioevo. E che tipo di vino è il Friularo? È un vino potente, è un vino estremamente forte e deciso, e le tecniche di produzione di questo vino appunto tendono a ammaestrarne la natura, che è la natura che un po' lo accomuna a chi lo coltiva, cioè estremamente legata a questo territorio con delle caratteristiche fortissime e identitarie. La cantina è una cooperativa agricola, è stata fondata nel 1950, ad oggi annovera circa 700 soci conferitori e raccogliamo le uve per circa 220.000 quintali. Il Friularo è uno dei nostri prodotti tipici, è un vino su cui noi stiamo puntando molto. È un vino che viene prodotto circa sui 4.000 quintali di uve che vengono conferiti nella nostra cantina, per un totale circa di 350.000 bottiglie che in gran parte vengono commercializzate all'estero, dove questo prodotto è particolarmente apprezzato. L'obiettivo che abbiamo noi è quello di portarlo nel nostro territorio, di farlo conoscere maggiormente, perché abbiamo anche un po' l'ambizione che il Friularo diventi magari l'aperitivo di Padova. Presidente, qua siamo davanti a 3 bottiglie molto speciali di Friularo. Assolutamente sì. Allora, partiamo dalla prima, Friularo Quarantia. Questo? Esattamente. È un Friularo un po' più giovane, diciamo così, dal punto di vista dell'invecchiamento, che mantiene un po' quelle che sono le caratteristiche di questo vitigno, la freschezza, i profumi. E comunque vedo 13 gradi e mezzo, eh? C'è un vino bello corposo. Divertente, direi. Divertente. Poi passiamo sul top di gamma, abbiamo il fondatore etichetta bianca e il fondatore riserva, che sono le nostre due top di gamma, insomma. Per cui si contraddistinguono dal fatto che il riserva praticamente è nata nel 2011 e passa tutto il suo periodo di invecchiamento all'interno di botti e barrique. E da Conselve un brindisi con il Friularo. Buongiorno Mattino. Buongiorno Martino.